Cari telespettatori, ben ritornati nel nostro periodico appuntamento con le ricette per scoprire il territorio, con la Confcommercio del Veneto che ci fa aprire una finestra su una realtà strategica importantissima per la nostra economia e che coinvolge moltissime persone. Ringraziamo coloro che ci hanno scritto, che hanno fatto delle osservazioni relativamente alle nostre puntate. Lo sappiamo, ci sono tanti problemi, ci sono tanti temi che dobbiamo affrontare, lo faremo in corso d'opera, supportati come sempre dai nostri esperti. Quindi come sempre con noi c'è Edison Mariva di Confcommercio Veneto. Ben ritrovate, ben ritrovati. Grazie di essere qui con noi e abbiamo anche il piacere questa volta in carne e ossa qui in studio, non in veste di chef e di cuoco, di avere il titolare del ristorante Al Bersagliere di Verona che la volta precedente, se ricordate, Leopoldo Ramponi ci preparò una squisita ricetta a base di carne di cavallo che veramente era qualcosa di straordinario, ma voi non avete potuto assaggiare. Però se avete preso bene gli ingredienti che abbiamo cercato anche di riportarvi in replica su vostra richiesta, perché alcune signore ci hanno scritto che volevano riprodurla, lo abbiamo fatto e quindi vi abbiamo accontentato. E girerò subito una domanda prima di incominciare la nostra trasmissione al nostro chef, perché una telespettatrice ci ha pregato di farla chiedendoci: ma è proprio indispensabile utilizzare con la carne di cavallo il vino che lei aveva proposto, che lei non riesce a trovare a Virovigo? No, indubbiamente si può fare anche con un altro vino, essendo un piatto tipico però veronese cerchiamo di adoperare i vini veronesi. Io sono proprio per il territorio, indubbiamente se è di Vicenza o è di Padova può adoperare un altro vino, bene lo stesso. Non è un problema purché sia un vino abbastanza tannico e che sia una gradazione perlomeno sui 13-14 gradi. Ecco, chiarito questo era fondamentale perché altrimenti ci restava questa... tannico cosa vuol dire? Tannico è due tipi di non di cantina, di vini insomma. No, tannico è un vino che è un attimino strutturato e noi sappiamo che i rossi hanno i tannini e con più tannini c'è della gente che ama di più il tannino. Nel fatto della cottura il tannino dà un gusto estremamente valido a quello che è la carne, soprattutto la carne di cavallo, in quanto che la carne di cavallo ha un sapore che è molto diverso dalle altre. Ma quando vado al supermercato non trovi vini tannici? Non c'è scritto tannico, cosa devo indubbiamente non c'è scritto tannico, uno dovrebbe sapere e conoscere quello che è il vino. Io dico sempre che quando si assaggiano i vini per il gusto. Indipendentemente da com'è il vino. Ovviamente il grado fa tanto, perché il grado è molto importante, però uno che conosce un Valpolicella per esempio, un Cabernet Sauvignon, diciamo un vino, un vino internazionale, Cabernet Sauvignon è di suo è molto abboccato, è molto morbido. E io che ho radici friulane, il refosco è un grandissimo prodotto, il refosco. Ecco, quindi ci siamo un po' capiti abbastanza. Andrebbe benissimo, addirittura io l'abbinerei sempre con un Cabernet Franc, che ci siamo dimenticati, il Cabernet Franc friulano, perché è bello, erbaceo, è piacevolissimo, solo che noi siamo abituati ultimamente ai vini internazionali, al bere internazionale, cioè quei vini piatti, bellissimi, stupendi, con stoffa, meravigliosi, sudafricani. Però non abbiamo la tradizione, non abbiamo la nostra... Che valorizza quel certo come tipo dico io, di la prodotto, carta d'identità, perché i nostri vini si differenziano da tutti gli altri vini, perché noi abbiamo una varietà di vitigni straordinaria e dovremmo usarle tutte, perché allora ecco perché le nostre fotografie dei nostri vini sono tutti diversi. Infatti no, ma dopo a proposito di fotografie di vini diversi torniamo nel merito, perché poi la sua presenza proprio in questo periodo, perché ormai siamo a febbraio avanzato, ci avviciniamo anche alla giornata di San Valentino il 14 febbraio e non è un caso che noi abbiamo protagonista un veronese con Verona come capitale dell'amore, perché avrà da presentarci anche una proposta molto molto bella, provocatoria, che piacerà agli innamorati e non solo, per renderla sempre più evidente Verona nella sua bellezza e come città dell'amore, anche sotto il profilo enogastronomico. Però veniamo un po' a noi, a quello che è il tema odierno. Io ho posto in primo piano in modo particolare il costo del credito e sarà un aspetto che andremo ad affrontare. In primis però Sommaria voleva provocare il nostro ospite, che è bravissimo come chef, su tematiche un po' più di attualità, no? Politica. Per esempio, ecco, si sta dibattendo, si stanno facendo giochini e giochetti nella politica per eleggere il capo dello Stato, che
è la persona che meglio di ogni altra ci può rappresentare nel mondo. Noi abbiamo avuto dal primo dopoguerra in avanti delle personalità grandissime dello Stato e si sta dibattendo se questo nuovo presidente deve essere semplicemente un notaio, un garante della Repubblica, oppure può anche entrare nell'agone politico e decidere alcune cose. Ecco, sono due visioni che stanno riempendo i giornali in questi giorni e che, a mio modesto parere, stridono contro il meccanismo elettorale, che non condivido, perché c'è il voto segreto. Il voto segreto in Parlamento crea problemi di sette, di settine, di franchi tiratori. Cioè, stiamo rappresentando il personaggio più importante del Paese. Il popolo dovrebbe sapere quali sono le logiche che portano alla nomina del Presidente. Io credo. Tu come lo pensi come cittadino e imprenditore? Io come cittadino e imprenditore qua è una cosa complicatissima, anche perché io vedo il Presidente della Repubblica sempre chi dovrebbe essere il nostro padre, chi ci dovrebbe guidare, perciò dovrebbe sapere perfettamente la storia dell'Italia prima di tutto, perché noi abbiamo tanti politici che non sanno la storia dell'Italia. Cioè, abbiamo avuto un ministro della cultura dove ha detto che la cultura non fa soldi. Sì. Cioè, scusatemi, non è il massimo della vita questo per me, però dico sempre, quando sappiamo perfettamente che cos'è l'Italia, come è nata l'Italia, come si è formata, quando sappiamo tutto quello che pensano gli italiani, andiamo in qualche osteria qualche volta, cioè il politico dovrebbe qualche volta andare in qualche osteria. Non qualche volta, bar, dovrebbe proprio e sentire i commenti della gente. Quando senti i commenti della gente se ne fa un'idea. Da questa idea deve dire, benissimo, lasciamo tutto quello che io ho, lascio tutto quello che ho, come diceva Cristo una volta, lascia tutto quello che hai e seguimi. No, io lascio tutto quello che ho e mi dedico completamente a quello che è il popolo italiano e l'Italia. Questo cosa vuol dire? Che noi dovremo basare la nostra politica futura, ma secondo il mio modesto avviso, sul turismo. Noi non abbiamo mai parlato di turismo, eravamo una delle prime nazioni in Europa e nel mondo. Adesso siamo al quinto posto, non è possibile. Ma perché non ci si crede? Non è possibile, non è possibile che noi parliamo di acciaieria o cosa del genere quando il nostro sottosuolo non ha acciaio. Parliamo invece di turismo. Andiamo in Puglia, ma 20.000 sono licenziati dalla giusto? Sono 20.000. Diamogli posto come turisti. Turismo cosa significa? Costruiamo delle cose interessanti, abbiamo le coste più belle del mondo, perché qua si parla di Caraibi, eccetera, però obiettivamente se qualcuno va in Puglia, va in Calabria, va in Sicilia, va in Sardegna, abbiamo un mare che è fantastico e meraviglioso, abbiamo delle spiagge perfette, bellissime, cioè proprio bisogna che noi amiamo il nostro paese in tutto e per tutto e dopo noi abbiamo una grande civiltà che è quella della cucina. Cioè, noi abbiamo il cibo che la fa la grande, se noi pensiamo alle varietà che abbiamo di olive, se abbiamo la qualità dei vini e le quantità che abbiamo, i formaggi abbiamo circa 600 tipi di formaggi, cioè, ma ci rendiamo conto del potere che noi siamo seduti su un vaso di Pandora e non sappiamo svilupparlo? Non è possibile questo, non è possibile che abbiamo un Ministero del Turismo che non punti sul turismo e non è aprire il museo e basta, e fare tantissime altre cose, di fare delle grandi campagne turistiche sul mangiare. Su questo voglio solo aggiungere una battuta. Il Presidente della Repubblica deve essere il Presidente degli italiani, ma è lontano dal Veneto perché è a Roma. Noi qui a maggio avremo il rinnovo della Giunta regionale, avremo le nuove elezioni. E i ragionamenti che ha fatto Leopoldo a livello nazionale, nella politica nazionale, si ribaltano pari pari nella politica regionale, che è più vicina alla gente nostra e deve anche fare delle scelte. Bene, posso anticipare che Confcommercio Veneto, che vuol dire le 7 Confcommercio provinciali, più il coordinamento regionale, stanno per definire un programma, un manifesto dei commercianti e dei turismi e dei servizi del Veneto da sottoporre ai candidati elettorali che ci diano delle risposte su 10 punti, che non dico quali sono, ma avremo modo di illustrarli prossimamente, perché la politica deve cominciare a dare risposte. Certo, magari andasse in osteria e non si limitasse a Twitter e a Facebook,
Ma perlomeno che ascolti, ecco, che deve ritornare ad ascoltare la gente, altrimenti non riusciamo. Se mi posso permettere un'altra cosa, tiriamo via l'egoismo del denaro. Cioè, chi lavora per queste cose già hanno dei bellissimi stipendi ed è più che sufficiente. Sì, finito il loro mandato, propongo, ma io sento tutti i miei clienti che sono d'accordo, però perciò tutti gli italiani sono d'accordo. Io ho una clientela che è vastissima perché parte da addirittura Sudafrica, eccetera. Perciò, ma fra l'altro questi sono d'accordo sullo Stato italiano. Cioè bisogna effettivamente che uno con lo stipendio che ha faccia. Finiti i loro 4 anni, 8 anni, quello che vanno a casa come tutti gli altri stati del mondo. Finito il loro, vanno a casa, riprendono il loro lavoro, ma non le pensioni, non pensioni. Ragazzi, abbiamo della gente che prende 600-700 euro di pensione, ci rendiamo conto, contro qualcuno dei nostri alla regione che prende 16-17 mila euro. Ma non è possibile, dai. Assolutamente, non parliamo dei ministeri. Io lì sono per qualche politico che si tiri indietro qualche volta. Invece ho visto che anche quest'anno si sono aumentati lo stipendio, nessuno ha detto niente, tutti sono stati d'accordo. Allora vede hanno partecipato tutto al 2018. Vede che noi siamo arrivati come nel Medioevo. Noi pensiamoci bene, noi siamo dei sudditi. Noi abbiamo la possibilità di dire qualcosa solo al bar o tra di noi. E poi facciamo le battaglie fuori porta che tu hai descritto, esatto. Uccidiamo i cavalli e poi li usiamo per fare la tua cucina. Non c'è niente da fare, è così. Vabbè, lì è il carattere nell'italiano nel subire, cicli e ricicli della storia. Allacciandoci a questo, adesso diamo anche un attimo spazio alla nostra ricetta, perché con uno chef presente è anche il momento di vedere i concorrenti, ma nessun concorrenza perché parliamo sempre di territori diversi, province diverse, e quindi vediamo insieme questa volta che cos'è la proposta e chi ce la fa. Buongiorno a tutti, sono Alberto Basso, titolare e anche chef, diciamo, del ristorante Tre Quarti a Spiazzo di Grancona, un piccolo paesino in provincia di Vicenza, circa 15 km diciamo, dal centro di Vicenza. Paese dove si può fare sempre delle belle passeggiate, ci sono dei bei itinerari dove andare a scoprire le erbe aromatiche che si trovano e anche vari posti di interesse, diciamo, sia religioso che anche culturale. Oggi vi porto un piatto, diciamo, che ancora adesso presento al ristorante, servo ai miei clienti. È un risotto col Campari Soda, quindi un po' particolare come risotto. Campari Soda, e dopo ho voluto valorizzare i prodotti del territorio mio, in questo caso di Vicenza e della provincia. Quindi essendo una stagione invernale, per l'inverno abbiamo questo broccolo fiolaro, tipico nostro, quindi anche un presidio di slow food, che viene prodotto proprio nel periodo invernale, diciamo con i primi freddi viene raccolto, quindi ha bisogno di prendere un bel po' di freddo e quindi il prodotto viene molto più buono. Fiolaro perché come potete notare, non so se riescono a inquadrare, si vede che ci sono sempre questi piccoli germogli che sono la parte più buona, più succulenta del prodotto, che si chiamano in dialetto veneto fioi, quindi figli, e questi sono i figli. Dopo crescendo rivengono queste foglie qua che dopo sono ancora più grandi. Questo prodotto ve lo inserisco nel risotto, questo riso di Lonigo, di una signora che ce l'ha fatto scoprire, ce l'ha fatto conoscere, che è stagionato 20 mesi, ok? Usiamo sempre un Carnaroli noi, per esigenze di ristorazione preferisco usare Carnaroli. Diciamo, il broccolo fioraro viene prima spadellato, ok? E viene essiccato, come potete vedere, viene portato un po' a vedere, che ci servirà poi per la finitura del piatto. Quello spadellato semplicemente spadellato con olio extravergine d'oliva, olio, sale e pepe, semplice. Viene poi bagnato il risotto col Campari Soda, come vi ho detto, viene portato a cottura, viene mantecato, e dopo sopra viene mantecato con del parmigiano, del grana padano, scusate, che qua siamo a Vicenza, quindi usiamo grana padano, e finiamo sopra con della spuma di verde di Montegalda, anzi blu di Montegalda, questo qua,
Questo qua è un formaggio che inizialmente veniva fatto con solo latte di capra. Poi col passare del tempo hanno deciso di farlo un po' più, diciamo, possiamo dire mangiabile un po' per tutti, quindi hanno aggiunto altri 2 latti, quindi hanno messo pecora e mucca. Di conseguenza questo qua è un verde, un arborinato verde di Montegalda ai 3 latti. Faccio questa spuma con verde di Montegalda, uso una semplice ricotta, qualsiasi ricotta che si può avere anche in casa senza nessun problema, quindi facciamo 50% di verde di Montegalda e 50% di ricotta per alleggerire il sapore del formaggio del verde di Montegalda. E dopodiché lo allunghiamo con degli albumi e ci mettiamo un po' di ciantana, quindi lo addensiamo un attimino, lo mettiamo in questo sifone che io già vi ho preparato per esigenze di tempo ovviamente, e dopo ci facciamo degli spuntoni sopra il riso che dopo vedremo comunque insieme come va a finire il piatto. Cominciamo con la preparazione del risotto, quindi un filo d'olio alla base della pentola. Io per mia scelta, per scelta della filosofia anche del nostro risottorante, non facciamo mai soffritto nei risotti, quindi usiamo semplicemente olio extravergine d'oliva e partiamo subito con il riso, così riesco a valorizzare di più i sapori che decido di mettere dentro. Siccome col soffritto vado a coprire comunque di più, vado a coprire il gusto. Adesso aspettiamo che si scaldi, lo facciamo tostare. E dopo lo bagniamo col Campari Soda. Per 2 porzioni più o meno ci servirà mezza bottiglietta, diciamo anche un po' meno, perché comunque è molto amaro, molto amarotico. La volontà nostra è di contrastare comunque l'amaro con il dolce, il broccolo fiolaro, che è un dolce abbastanza aromatico, e dopo ci aggiungiamo la spuma per alleggerire sempre la questione amara. E prima non ve l'ho detto, ve lo dico adesso, in mantecazione del riso ci metteremo delle foglie di menta fresca tagliate, semplicemente tritate, che ti danno una mano sempre a sostenere la freschezza del piatto. Ok, cerchiamo sempre di dare tutti i gusti, tutti i sapori. Allora, il risotto va, okay, lo sfumiamo, quindi non usiamo il vino, ma usiamo l'elemento per cui vogliamo caratterizzare il nostro risotto. Ok, lo facciamo asciugare, non deve evaporare. Aggiungiamo il brodo e lo portiamo a cottura. I nostri classici canonici 18-20 minuti in base al tipo di riso che si usa. Intanto facciamo scaldare la nostra padella, che deve essere bella calda, e ci spostiamo nel nostro broccolo fiolaro. Facciamo un lavoro molto semplice. Ok, eliminiamo magari le foglie un attimino più grandi e facciamo lo tagliamo, facciamo una julienne bella grande. Ok, quindi se vedete io ho preso sia le foglie più grandi e più verdi e anche la parte dei fiori. Questa parte qua mi andrà nel fondo del riso, dovrà andare. Quindi nel piatto ci mettiamo prima il broccolo fiolaro spadellato e dopo sopra ci va il risotto a coprirlo. Okay, aspettiamo che si scaldi bene. Intanto continuiamo a cottura, ci mettiamo un po' di sale, macinato di pepe. Con la stagione fredda possiamo utilizzare questi ingredienti che vi ho proposto io oggi. Altrimenti, se fosse una stagione più primaverile, estiva, si può usare dall'asparago di Bassano oppure anche le ciliegie di Marostica. Sono tutti ingredienti su quali si può lavorare sempre molto bene. Noi al ristorante nostro siamo molto attenti alla stagione, a questo tipo, come ci sono anche i piselli, mi vengono in mente adesso, per fare una buona risi e bisi, magari fatta un po' particolare, in modo diverso, mi viene in mente sempre dando un po' di freschezza con un po' di caprino o un po' di menta. E dopo noi usiamo molto i centrifugati, quindi i bacelli
del pisello lo usiamo anche quello, quindi mi dà una mano sempre a dar freschezza al piatto. Allora, qua adesso la padella era calda, ho messo il broccolo fiolaro e l'ho spadellato, come avete visto, gli ho dato proprio... Deve vedere un attimo il calore, ho bisogno che sia comunque, resti verde come lo vedete, bello verde e croccante, ok? Quindi proprio 2 minuti sul fuoco e anche lo togliamo addirittura, tanto... E qua è pronto. Qua continua la nostra cottura e il nostro risotto. Ultimo elemento, ma comunque secondo me di fondamentale importanza, è il broccolo fiolaro come lo presentiamo noi, oltre a quello che vi ho spiegato prima che viene messo sotto al risotto, sopra per dare un po' di coreografia, dare anche un po' di croccantezza e anche un sapore molto più intenso e più deciso, più intenso del broccolo. Abbiamo deciso di fare questo broccolo fiolaro essiccato, quindi viene prima sbollentato in acqua molto salata, così fissiamo la clorofilla, e dopo viene messo in forno, forno di casa, penso ci metterà un 10-12 ore a 50-55 gradi. Noi al ristorante abbiamo fatto in 5-6-7 ore e il risultato è questo. Difatti si sente addirittura anche il croc di queste foglie di broccolo. Abbiamo utilizzato le foglie quelle più esterne, quelle più grandi, così da riuscire a tenere la parte centrale, che è la più buona, più succulenta, per dar gusto al nostro risotto. Bene, il nostro risotto è pronto, ok? Come lo vedete si è gonfiato, è sempre bello cremoso all'onda. L'amido ha fatto il suo lavoro, come vedete. Ok, possiamo procedere con la mantecazione. Mantecazione semplice con olio extravergine, del grana padano, okay. E per ultimo, come vi avevo anticipato prima, un po' di foglie di menta che noi andiamo a tritare semplicemente. Danno un bel effetto cromatico comunque al piatto, all'interno del piatto, dove si vedono questi puntini verdi. Mettiamo alla fine anche per quello, così i sapori restano abbastanza intatti. Ok, per mantecare basta solo girarlo, oppure possiamo anche saltare. Ok, lo lasciamo qua riposare un attimino, così si addensa ancora un po', e procediamo con l'impiattamento. Ok, quindi broccolo fioraro, come vi avevo detto, sul fondo, sulla base, qua. Io che sono testardo lo assaggio anche un'altra volta. Ok, lo disponiamo, utilizziamo proprio un cucchiaio piccolino per riuscire a coprire tutta la superficie dove abbiamo disposto il broccolo fiolaro. Bene. Concludiamo con la nostra spuma, che è qua, di gorgonzola. Scusate, di verde di Montegalda. Ok, il nostro broccolo fiolaro essiccato, a dare un po' di movimento al piatto e anche la croccantezza, come vi avevo detto prima. Bene, il piatto è pronto. Come abbinamento
parlando col mio sommelier, perché sono molto fedele al mio sommelier Cristian, che ringrazio sempre per darci sempre una mano e sempre bei consigli. Abbiamo questa Calinverna, vendemmia tardiva di Virgilio Vignato, quindi zona Gambellara. Vendemmia tardiva, quindi per chi non sapesse, le uve vengono raccolte più o meno nel periodo, con i primi freddi sempre, anche questa, quindi diciamo può essere tra novembre e dicembre. Quindi l'uva fa il suo appassimento in vigna, dopo viene raccolta e viene fatto questo vino qua. Un vino molto aromatico che tende un po' al dolce, che comunque fa un bel connubio con questo piatto qua, secondo me. Quindi io ve lo verso. E buon appetito!